Benvenuti e ben ritrovati all'X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto ma di cui tutti avete bisogno. Qui con noi oggi chi c'è? What soul. Presentati ai nostri amici. Dobbiamo stare nella wave. Io ho questi occhialini qui perché mi danno fastidio le luci blu. Non è vero? Questo nuovo arredamento tra l'altro l'hai fatto tu adesso, ste luci, sta roba qua, quindi se siamo Grazie. orbi è un po' colpa tua, Ok, se vi dà fastidio fatemelo sapere nei commenti. per me sarà troppo tardi. E praticamente io sono figlio di mia madre, Ok, capito? E mi chiamo Matteo Galdiolo, in arte Uoba, e parleremo dei malandrini in serata. dopo la sigla. Ed eccoci qua, è incredibile, siamo qua con Roba. Roba alla fine è stato il nostro vocalist. Sei stato sì. vocalist per quante feste sei stato alla fine? Abbastanza. Quante ne abbiamo fatte? Ho perso il conto. Non lo so quando sei arrivato tu, non me lo ricordo. La tua prima quando è stata? La prima? Da subito? Ma che è la prima da subito? Come no? La prima da subito avevi 15 anni, mi sa. La prima che ho fatto Il è primo stata Disagioland. Ah, ok, quindi era il 2000 e... Al Nottone, sono esordito così, mi ricordo C'era il perché... Covid nel 2021. Ma sai perché? Tu ti Ah. ricordi perché l'aneddoto? Perché io sono partito a fare sta cosa con voi. Io sì, più o meno me la ricordo. Dai, dimmela. Anzi, vediamo la tua versione, poi ti dico la mia. Io dovevo soltanto venire lì in serata, portare 2 o 3 amici, ho portato una tipa. E... Toh. Diciamo che in realtà io ti avevo detto, siccome che come si fa una festa? Cioè il più è portare gente, cioè Sì. la grossa difficoltà è portare gente. Allora li faccio uova, siccome che te alla fine facevi rap, comunque no, fai ancora rap, sei un po'... ho detto, sai cosa, vieni a far vocalist. Bugiardo, non è vero. Come Non no? è un cazzo vero. Non è vero? No, 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 si possono dire le parolacce? Ah sì, sì che No, ti ho chiesto fra- di far vocalist la prima volta o no? Sì, ma non me Ma allora eri venuto da invitato forse? non era, cioè ci mettiamo d'accordo e lo fai. Io sono venuto Ah. che dovevo fare una serata così, capito? Cioè era una serata vestiti in maschera, tipo. Beh, erano tutti in maschera, Erano quelle tutti in con Ale maschera. Mad, sì. Io mi sono vestito elegante. E mi ha detto, to ciappa, boba, ho avuto fare il vocalist un fianco, anche se che altro in ritardo. Mi hai detto Ah, sì, così. sul serio? Sì, tu mi hai detto così. Io, Ah. io sono venuto a salutarti, mi hai dato il microfono in mano e mi fai, che sei che altro in ritardo, ho voluto fare un fianco al vocalist. Con Vabbè. queste parole qua. Sì, ti giuro. E là ho detto, beh, sono partito, poi è arrivato, ho fatto le mie cose, è stato bellissimo per me. Ah, ok. Prendevo il microfono, andavo anche in mezzo alla pista. E poi è arrivato il tipo, e quindi eravamo in due, e poi una certa il tipo ha abbandonato e ha detto, fai tu. Comunque secondo me era Ciao. 2019, se nel 2021 c'era il Covid. Vero, bravo, sì. Non volevo crederci che fosse così tanto tempo fa. Invece sì. Perché poi, tra l'altro, quella festa là è stato un po' uno sbaglio in realtà, perché già il Mattone non voleva più farmi far feste. Però gli faccio la sigla, ascolta, faccio un compleanno con poche persone. Vabbè, Ok. è venuto il delirio. Invaso il posto. Esatto. Ma una certa mi ricordo che qualcuno ha detto che cioè, tremava il pavimento. Beh, esagerato, tremava, insomma. No, sentivano da sotto che tremava. Non so, mi ricordo che a una festa sì, forse ha tremato, ma perché avevamo messo su un mega impianto, tra l'altro messo malissimo, io ignorante in materia, questo qua che metteva sull'impianto ancora peggio, ha messo di quei cassoni enormi, ma non alti, in modo che facesse l'audio sulla pista, invece proprio per terra. Appoggiati, sì. E quindi, Il cioè, una volta quelli che stavano davanti morivano, già la terza fila non sentiva niente, perché c'era proprio il muro del suono con le persone, non sentiva niente, quindi sembrava basso, È vero. quindi alzavamo a cannone, ma qui davanti c'era The Spy, tipo così. Sì, 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 c'era il caso. Mamma mia, quella sera lì, fra. Non so se raccontarla. Vai. No, bro. Io sono arrivato là con un'amica, ok? Invece così. E quando stava finendo tutto, 2 tipe mi hanno preso. Ok, mi hanno preso, io avevo i tacchi, cioè avevo una scarpa elegante ma liscia sotto. 2 tipe, io stavo tipo per salutare, ciao, grazie, arrivederci.
Due tipi mi hanno preso, una così, una di là, mi hanno tirato fino al bagno dei maschi, mi hanno buttato dentro fino al bagno dei maschi e dopo mi fermo, non dico cosa è successo. A una certa escono, una alla volta, io a porta aperta, la tipa in fondo che mi guarda, incrocio gli sguardi, io ero tipo così. Come per dire, cosa ho fatto? Cioè, boh, è andata così. Non mi è mai capitato queste cose qua. Ma è successa sta cosa Come che... top 10 cose mai capitate. Poi zitto zitto sono venuto da te, ti ho salutato e sono andato via. Penso a te. Io c'ero con la testa, sì, boh. Quando organizzi una festa, qual è la cosa più importante e anche la più difficile? Dipende cioè che festa è. Sicuramente la cosa più importante è la sicurezza. Quelle nostre, nel senso, come tipologia di festa dove eravamo dalle 250, 300, Ok. 500 persone, comunque è un posto. La prima cosa più difficile per organizzare una festa, cioè che se non hai quella là non fai niente, qual è secondo te? Che se no, cioè, perché te ad esempio non fai una festa? Hai mai pensato di fare una festa tu, organizzarla così? Io come ti ho detto prima, ho paura che non ci sia la sicurezza giusta. Cioè, E non io purtroppo non mi fido delle persone. in che senso la sicurezza giusta? Eh, io per esempio ti racconto un compleanno che ho fatto. Vai, Sono andato a... cioè non l'ho fatta io la festa, sono andato io in festa, ok, al Night and Day. ok. Suonava Tedua Mhm. e La Young. Ok, era il mio compleanno. Sono andato con la tipa, con mia sorella, con altri amici di cui hanno fatto casino. Poi gli hanno fottuto la borsa, non mi ricordo se era mio amoroso o a mia sorella. Però alla mia ex gli è successo qualcosa che gli ha rubato e anche a mia sorella. Io ho visto litigare gli amici miei con altre persone che ovvio ormai non sono più amici, da quella sera lì li ho eliminati. Cioè, boh, succedono delle cose quando sei sempre lì, poi vabbè, è una festa e sai che non devi far festa tu. Cioè, se tu stai organizzando una festa, ripeto, cioè, dipende che festa, ma se stiamo parlando di questo range qua, tu non ti... cioè, non so, tu ti sei divertito durante le tue feste. Ci sarà sempre quell'oretta in cui dici bella, tutto a posto, c'ho gente fidata a cui lascio compiti. La vivi in un'altra maniera alla fine. Hai comunque l'inizio, la gente che entra, saluti, vedi se sta andando tutto nel verso giusto, la gente che, non so, paga o Comunque il i discorso... drink che cominciano ad andare, se manca qualcosa tu devi subito andarlo a prendere. No, cioè, Sì. io comunque, intanto volevo complimentarmi con te di tutta la cosa che hai fatto in sti anni, anche con i personaggi, che è uno show spettacolo assurdo e devo farti i miei Ma più ti sinceri. ringrazio. E anche quando organizzi queste cose, cioè, veramente, io non credo di avere la testa per organizzarle. Comunque ti dico io la risposta, beh, riguardo il discorso sicurezza, io sono quello che l'ha messa sempre in ultimo posto la sicurezza. Per me potevano, vabbè, insomma, di fatti le prime feste sono andate a finire un po' in maniera abbastanza devasto. Sì. Poi altri miei soci che mi hanno aiutato hanno pompato anche loro il discorso sicurezza. Ok. E poi abbiamo cambiato un po' stile, però io sono sempre stato uno che non investiva in sicurezza perché dicevo la gente la porto io, la conosco, cosa vuoi che succeda, qua e là invece era sempre un macello, insomma, Sì, alla perché, fine. perché magari tu, cioè, conosci quella persona lì e conosci un'altra persona lì e hai un rapporto Ma con... tu non le conosci tutte, non sai sotto mari alcol o qualche droga come può Esatto. andare a finire. E poi magari non si conoscono neanche tra di loro, no? Sì, Quindi sì, magari sì. un'altra compagnia che portano gente, basta un attimo e la Cioè, gente... le prime feste ci lanciavano i termi, ci No. lanciavano i cessi. Io non so Sei come serio? poteva succedere, sì, era sempre un casino, difatti avevo sempre un po' da pagare il locale sti danni qua. Assurdo. Per farti capire come andava a finire. E avevo sempre come butta fuori due amici, magari un po' più grossetti, però cioè, non era la stessa cosa. Infatti dopo abbiamo aumentato la sicurezza anche con gente qualificata, insomma. Beh, infatti da quando, cioè, da quando ci sono io non mi ricordo che sia successo Esatto, poi qualcosa si è di- molto regolarizzati. Io parlo proprio delle prime feste che io della sicurezza me ne fregavo, cioè piuttosto
preferivo investire in qualcosa da bere in più che la sicurezza, o in un DJ in più, l'attrezzatura, ma sicurezza dicevo no. Comunque tornando al discorso di prima, Beh, scusa, il format è figo, cioè il format che hai inventato tu è devastante, tutti quanti i vestiti. Cioè, era stata un'idea delle madre, perché prima non lo facevo. ah sì? Ah, è vero. Prima Il no, perché davo sempre priorità alla difficoltà più grossa, cioè quella di trovare gente Ok. e far su gente sul locale, perché se tu non riesci a riempire, ad avere le persone che vengono, puoi avere anche il DJ migliore al mondo, Sì. la sicurezza migliore al mondo, l'impianto che vuoi, ma se non c'è la gente cosa fai? Vero, sì, Non fai nulla. chiaro. E quindi come ci si organizzava per portare gente? Dovevi avere, vabbè, intanto un po' di esperienza nel settore come PR e poi ti appoggi, no, a vari capi compagnie, li chiamavo, o comunque, che ne so, il tipo che aveva la compagnia da paesetto X, il tipo che aveva la compagnia da paesetto Y, ti facevi sta specie di team, di squadra, come la chiamavamo noi, sì, così, che c'eri anche te dopo, comunque ne hai fatto parte anche tu Beccavi il capogruppo. di ogni paesetto, che ne Certo. so, adesso vabbè, vado più nella nicchia nostra, c'era quello di Martellago, c'era quello di Milano, c'era quello di Dolo e quindi riuscivi ad avere, capito, ogni capogruppo Io era il PR e spostava quella gente là. Io spostavo un po' di Mira, un po' di Sala, Esatto. un po' di... boh. Io sono tanto volatile comunque come persona, Sì, ma per le carità, dopo conoscenze. uno che gira comunque, vabbè, comunque muove qualcosa, se tu hai già un gruppo che muove qualcosa puoi stare tranquillo come gente, poi a scegliere la data ti incastravi qualche compleanno, no? Tipo che ne so, voglio fare la data, vediamo tutti quanti siamo liberi, può essere un'idea il X giorno di, che ne so, aprile, e tu guardavi in quel range là, magari quei 20 giorni là, chi faceva il compleanno, no? Ma anche tramite Facebook i compleanni, quindi tu andavi a vedere, che ne so, andavi a contattare le persone che facevano gli anni quel giorno là, gli fai, ascolta, guarda, noi facciamo questa festa qua, ti va di festeggiare con noi, così in automatico tu, a meno che era proprio un sfigato, ma 10 persone te le portava quello là. Eh sì. Questo qua era un'idea, oppure ti appoggiai, magari facevi la festa in luogo X, cercavi di contattare persone di quel luogo là. E quando abbiamo fatto il Capodanno che c'era I Go Wrestling di Brian, Là è stato un flop delirio che poi non ho più fatto feste là. mi ricordo un po' di lamentele, ma c'era tanta, cioè, Là purtroppo un sacco di gente. perché i vari E locali avevano, c'era un compleanno, un mio amico che è venuto a fare il compleanno lì. là, tanti locali avevano chiuso, tutti quanti ci siamo fiondati là, ma non c'era, era organizzata malissimo comunque quella volta là. Sì, Perché già loro mi fanno, ascolta, io ho 4 DJ che facevo suonare alla mia festa, come fai a inserirli qua? Sì, sì, ce la facciamo, alla fine no. Quindi alla fine ho chiamato i DJ che non hanno potuto suonare, a parte i Sindo perché erano i più grossi, tutti gli sì. altri non hanno potuto suonare. C'era Tasso, mi ricordo. Anche lui è il Sindo è Tasso, ma anche Rick Roll ad esempio, poveretto, non hanno fatto suonare alla fine. Ah, è vero, Però loro cazzo. mi hanno detto di sì, mi hanno detto di sì. Vabbè, È vero. insomma, è così. Vabbè, ma a parte sta cosa qui, secondo me, a parte No, questi era un intoppi dello caos. staff, che vabbè, Ma là è c'era la stato, sicurezza, mi ricordo, nei bagni, sulle porte. ce l'hai su con questa sicurezza. Ah no, forse la roba da bere mi ricordo che era un po' un Ah, casino. vabbè, ma là non era neanche una festa organizzata da noi, eravamo noi che siamo andati là perché Sì, non avevamo modo di fare il locale dove dovevamo fare inizialmente, è vero. non ci dava più il posto e E, quindi ci siamo trasferiti di là. e comunque, tutto rispetto dei... Vabbè che li hanno messi su una stanza piccolina, ai Go Wrestling di Brian. Cioè, l'hanno messo sulla stanza media, c'era una Sulla media sì. piccolina, una media, una grande. Noi eravamo, io, Tasso e Sindo eravamo su quella più grande e l'abbiamo riempita però, dai. Non... Beh, c'era troppa gente, non passavi neanche da quanta gente c'era. era enorme comunque, mi ricordo. Là, vabbè, è stato un po' un casino, comunque troppa gente là. Vabbè, comunque a Capodanno tutti hanno fretta, tutti devono fare qualcosa, ovvio che c'è il casino. Sì, Vabbè. effettivamente sì. Diciamo che quando organizzi una festa, una volta che hai le persone, cos'è che vai a fare dopo? Secondo te in scaletta, di cosa ti preoccupi? Allora, abbiamo detto, la prima cosa Trovare importante, gente. Quando una volta che hai trovato la gente, che hai i tuoi compleanni e le cose, devi for- trovare il posto intanto. il posto Il che te posto. lo consente di fare, Una volta che hai trovato il posto,
devi decidere anche là. Ce l'hai già un team che ti aiuta, Vabbè, sì, tecnico del se suono, io... roba? Ah beh, quello là solitamente te lo trovi sempre all'interno del tuo staff, ecco, staff, Sì, no, gruppo, sì. team, quella roba là. Oppure anche Sì, là, qualcuno che fa qualcosa che fa tutto anche quanto. là era un'occasione, io ho sempre messo tanti DJ perché Ok, appunto nella speranza che magari non mettere un DJ che suona 6 ore, ma magari 6 DJ che suonano un'ora, in modo che ognuno sì, porti un po' di gente, perché ricordati bravo. che anche là i DJ si arrabbiano, no? Perché dice mi chiami solo se porto gente quella. Sì, è Però alla vero. fine io preferisco pagare molto di più un DJ che mi porta anche 5 persone confronto a uno che non me ne porta nessuna, perché Esatto. alla fine il Beh, guadagno e tutto il certo, resto te lo porta la gente, se uno non mi porta nessuno, vabbè, hanno proprio uno spreco. certo. E Ma quindi, tutti i locali chiamano le persone famose perché ti portano gente. vabbè, Cioè, ma ok, ovviamente se mi viene là uno famoso, uno che ha nome, non gli sto neanche là a chiedere gente perché sicuramente si farà pagare di più e quindi, cioè, spero io in automatico beh, che ha nome chiaro, e sì. quindi viene a portare tutta Appunto, la eh sì, gente. eh sì. Ok, organizzazione della festa, poi alla fine sì, ti devi preoccupare dei DJ, Lo dell'impianto, staff, devi trovare l'impianto sì. che qualcuno ti porta, i fotografi, cioè vuoi avere i I fotografi, la fotografi, sicurezza, ok. Quando hai tutto il personale, secondo me, baristi sì. e basta di per sé. Il perché della festa, no? Come si dice? Sì, Il poi format, comunque fai un format, noi facciamo il format, ti ricordi? che musica Con suoni. sì, anche là noi spaziavamo un po' tutti i generi, parlavamo Sì, tutto. da reggaeton, Sì, andiamo commerciale, poi a Frenchcore. sì. Ok, Mi ricordo una sera che c'era la cassa battuta e stavo facendo il vocalist, la gente faceva cose improponibili, cioè faceva cose strane, cioè proprio a una certa mi sconnettevo e cercavo di essere lucido e guardavo tutto quello che succedeva nella situazione e vedevi scene, cioè, boh, vabbè, ma tipo cosa? no, vabbè, non ho voglia di dirle, dai. Come no, ormai lanci il sasso, nascondi la mano, era così, sì. Cose strane, ma io stesso facevo cose strane. Boh, vabbè. Comunque poi, forse te non c'era ancora, facevamo il Miss Merda Alta, perché le nostre prime feste si chiamavano Merda Alta. È vero, io le sentivo perché io sono distante, cioè io sono... No, forse perché no, O eri anche ero... l'età giusta, boh, facevi altro. Comunque mer- c'era sta Miss Merda Alta dove che facevamo una lista delle tipe, potevano iscriversi, vincevano un viaggio, perché alle madre spacciavi viaggi, evento, sai. Sì, è vero, E ho fatto la prima volta la dama alcolica, è quindi vero, sorteggiavamo due tipe che in realtà guardavo mie più fighe sinceramente. bravo, Mettevo là e facevo la dama alcolica. eh? Dopo cosa c'era? La staffetta alcolica che correvano poi a casa, erano distrutti. Ma dove li facevate Sempre al mattone li facevamo. Sempre al Dopo il mattone? beer pong. Che figata. Io ero piccolo, mi piacevano... Com'è che ci siamo conosciuti poi? Ero tranquillo, cioè piccolo, insomma, non ero piccolissimo, però... No, beh, alla fine io ho iniziato con la gente del 93-94, giusto? Ho iniziato 93-94, poi l'età è andata ad abbassarsi molto in realtà. Ci siamo conosciuti al Gossip, facevi le foto. Ti ho chiesto di farmi una foto, ero con una... Ma io ti conoscevo già tramite il Chele comunque, il Chele mi parlava di te. Ah, ecco, vedi, che E grande. lui mi ha detto che tu repavi su basi strane. Io mi facevo i beat strani e rappavo sui beat Mi strani diceva che esistevi, però non ti avevo mai visto, mi ne- sento visto quella volta là per caso. nel 2015. Sì, che poi giravi zone mie alla fine, non so perché eri venuto là da Santa Maria e Sa, perché andavi a Eh, Gossip. eh, no, io venivo al Gossip perché suonava la prima volta DJ Igores e Lady Brian Al Gossip, hanno fatto una serata, hanno aperto la piazza ma va. e hanno suonato al Gossip sulla piazza. E da lì ho conosciuto il Gossip e da lì ho cominciato a venire al Gossip. Cioè, una volta che ho conosciuto, perché fra, cioè, bro, non lo volevo dire, però lo dico, a me mi attira questa. Ok? Ah, ecco E quel perché. giorno lì che sono andato a vedermi, Anche c'era, perché a Mira c'è solo il Gossip, perché già adesso non c'è neanche più tra l'altro. c'era la cameriera che mi piaceva e da lì andavo a trovare la cameriera, non è che andavo al Gossip, perché Ecco perché. non è che mi facevo tutta quella strada. Mi faccio tutta sta Ah, strada infatti non per... capivo, A me Ma chi era? piaceva... Se può dire, non sono Alice.
Ah, che è sul bambino? Eh sì, sta con uno spiego. Ma va, Taglia ma questa. va, non si sente, no? Me l'han detto, Vabbè, dai, non lo so, io non comunque sapevo che era lei. gli Ma auguro, alla fine ti sei ciavato tutte fuori che lei, mi se mi sa. stai guardando ti auguro il meglio, ti voglio un sacco di bene. Ma figurati se va sta E- roba. infatti. Vabbè, comunque assurdo, non pensavo. Pensate a La scoprire roba prima, la nuova. prima volta che... No, vabbè, sto fermo, sto zitto, un po' più. Vabbè, E quindi io, cioè, perché, cioè, io mi muovo principalmente perché... Vabbè, per la Pussy. cos'altro devo dire? Quella volta che ci siamo conosciuti, lei che comunque è licenziato, non lavorava più lì, quella volta che ci siamo conosciuti ero sempre al gossip, ma perché dovevo fare la foto con un'altra. Ah, ok. E l'avevo appena conosciuta, erano 10 minuti che l'avevo appena vista, ok? Bella Rossella. Da no? lì ci siamo conosciuti bene, da lì, Ah, sì? sì, da lì ci siamo conosciuti bene, Ah. ma Ma allora, quindi era proprio questo un caso perché non è che era da tanto che facevo le foto là. ecco, pensa. Infatti non mi sembravi tanto bravo a fare questa No, schifezza. infatti, sì, per carità. No, sto Già scherzando. le squasse del Pierre. Allora praticamente io ero in fondo sulla piazza, che poi dopo conosci gente, ero con Asti, ero con Bad Toll, qualche personaggio di mira a farmi a chiacchierare. E praticamente da distante io vedo sta silhouette, capito che aveva sto sedere pronunciato con i tacchi, tutta una curva e capelli ricci. Vedevo soltanto la sagoma, no? E da lì ho detto, minchia, questa è mia. Ho preso, scusatemi un attimo, ho preso, mi sono fatto e quindi piano piano ci ho parlato un attimo, ma proprio tempo 2 secondi, non so cosa gli ho detto. E c'è tu là, ti faccio, scusami, mi fai fare una foto? Questa ti follia. Sì, ma io non faccio più queste cose. Ah no, cosa Cioè fai? io ero, cioè io potrei aprire potrei fare un libro, qualcosa, un tutorial su come approcciare con le tipe. Ma per strada, online, dov'è? Beh, per strada, che tipo, che tiri giù il finestrino, bella, quello lì no. No, vabbè, per Catcalling, strada, ma... nel senso, o in serato, che cavolo ne so. Sì, beh, principalmente in serata, poi c'è anche un modo... Più che altro, ti faccio una domanda senza deragliare troppo, ma anche com'è che superi l'ansia d'approccio? Cioè tu vai là e vai là senza problemi, cioè come fai? È abitudine, tanta prova, oppure hai avuto un... Guarda che robetta. Non lo so. Cioè sicuramente tu dici... Cioè tu vedi una tipa, com'è? Non Ah, hai un ok. po' di ansia d'approccio da là? Ok, tu non devi pensare che si stai approcciando. Fine. Cioè non devi pensare che c'è il secondo fine. Cioè tu lo fai per un secondo fine, ma non devi pensare che a quel secondo fine lì. E quindi ti devi presentare, devi trovare un escamotage, tipo studi la situazione, ma devi essere veloce a processare col cervello, non è che tipo devi stare là un Come attimo, fare perché, freestyle? perché dopo se ne va, c'è una certa, non lo so, X, facciamo... Vai. Fammi un esempio. Non so, Sì. Mare appunto sei, metti che sei il gossip, quindi il gossip per chi non lo sa era un locale, insomma un localino, Ok. c'era frequentato da varie persone, metti che tu sei, siamo io e te che parliamo, là ci sono un gruppetto di 3 ragazze, vuoi andare da una, come fai? Vuoi provarci con una delle 3? Guardi se... intanto cerchi di capire tu come stai in serata, se ti è successo qualcosa di strano, non lo so, magari il drink non ti piace, oppure devi A trovare... te stesso. Sì, devi trovare una cosa interiore Mm. prima e poi magari vederla in altre persone, oppure, o forse è meglio viceversa, devi vedere altre persone e immedesimarti in loro, ok? Perché le persone più, le tipe soprattutto, più si sentono capite, più ti parlano, ok? Mm. Cioè, non è una roba, stasera ti vado da Damian e basta, cioè. Devi immedesimarti su di loro, cioè devi, non lo so, anche semplicemente fargli un complimento, ok? Boh. Cioè, ciao, scusa, passavo di qua, ho visto che hai un vestito bellissimo, complimenti, grazie. Poi se vai così, probabilmente penso che più del 50% delle volte finisce lì, ti dice grazie, ciao, grazie, arrivederci. Però... Dopo andare avanti come fai? Però può andare avanti nel senso dicendo... dove cioè, l'hai preso da Zara, tipo che cazzo ne so, dipende che vestito Però è, devi si essere sente- un po' un Non si intelligente. sente che è un po' forzata sta roba qua, sei ovvio che a te non te ne frega niente del vestito e non te lo prenderai mai te. Oppure vedi se stanno bevendo qualcosa, ok, chiedi se è buono,
Poi dipende, devi fare dei collegamenti sempre a qualcosa, no? Però non è facile avere questa dote di improvvisazione e andare là a parlare. Lo so, il problema è Come fai ad andare che... scorrevole queste robe qua? Oppure crei la situazione che viene lei. Tipo, E dici no, sto scherzando, di dove sei? Sei di Padova, sei di qua, ti stai divertendo, ti piace la serata? Sì, sì. Fai domande. ok. Che non è un'intervista, è un interessamento a lei. Sì, 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 dopo comunque vedi se lei interessa o no, cioè la vedi un attimo, cioè vedi te se continuare o no Esatto, probabilmente. se lei ti dà retta, cavalchi l'onda. Se ti risponde un po' scocciata, tipo lasciami stare con le mie amiche, allora dici grazie, buona serata, sempre Ma posso elegante. dirti, anche io per le esperienze che ho fatto, difficilmente una ti manda a cagare. Al massimo, cioè è mezza contenta, mezza però allo stesso tempo non se lo aspetta, è un po' spiazzata a volte, no? Sì? Poi soprattutto se tu vai da tre, non è che lei magari ha paura dando retta a te che le altre due restano, non so come dirti. Cioè che magari lascia le tue amiche per parlare con te, è difficile sta roba qua. Cioè spesso insegnano tra virgolette i guru che tu Sì, devi farti amiche, le amiche prima, sì, parlare un po' con tutte, dopo casomai vai da lei. sì. Bisogna Eh, vedere la situazione a situazione. no, allora, sì, bisogna vedere la situazione a situazione, però dopo una certa gli dici, puoi andare diretto al contatto, perché in una situazione così è difficile, cioè tu vedi una che ti piace E quella è una situazione che e... tu che è a tuo favore, che dici ok, può starci, nel senso provo. Lo devi sentire un po' tu, lo devi sentire un po' tu e magari, non lo so, anche tipo fumare una sigaretta, gli chiedi l'accendino, ok, e mentre state fumando le chiedi se si sta divertendo, se è una serata, se si sta divertendo, le chiedi magari in che zona abita, che lavoro fa, Sì, magari usi quello come pretesto, sì. sì, facendogli qualche complimento per come si è vestita, ripeto, oppure non lo so, se fa un lavoro strano, dici cazzo deve essere difficile fare questo lavoro qua, non è da tutti, Sì, 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 so che sì, sì, non... sì. E tutto quanto, e dici, vabbè, ti auguro una buona serata, se ti va, Sì, 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 se di sì. solito sei sempre qui, oppure se vieni spesso qua ci cambiamo lista, anche magari ci becchiamo, se magari c'è una serata un pacco, non so. Ci sta, questo ci sta. Questo qua è un bel... Puoi dirci un altro aneddoto del genere? Che ci è piaciuto questo? Ok, un altro aneddoto del genere. Dovevo rispondere alla cosa di prima. Quando tipo vengono loro. Cioè, le tipe vengono da te? Per fare in modo che vengano loro. Addirittura esiste? Beh, dipende, Eh, magari devi già avere un atteggiamento tuo, magari che le tipe vengano. A me non è mai successo, Allora personalmente. per fare in modo che vengano loro, secondo me, magari puoi andare lì all'inizio, tu. Cioè, puoi andare lì all'inizio e dirgli tipo, magari vedi che anche se la sta un po' tirando, no? Tu te la tiri più di lei e gli dici, Aspetta, fammi bene il contesto. Tu sei dove, lei è dove, con chi, cosa sta facendo, che tu vai là all'inizio che fai la prima mossa. se vuoi che vengano loro da te, cioè può esserci un modo, ok? Però tipo magari inizia con un gioco di sguardi, ok? E, e poi a una certa magari non la guardi più, ok? E può essere che si comincia ad avvicinarsi lei, ok? E si avvicina e uno e due, e devi vedere un pochettino anche il movimento del corpo, cosa dice, cosa non dice, e da lì elabori. Poi dopo che, vabbè, ci provi un po', ti viene naturale dopo. Dio ca, cosa dici Boiacà? Ascolta, io ho Però, fatto, allora io ero nella situazione Boiacà, che no, anche ma quando facevo le feste avevo Piera, io avevo le tasche piene di trincare, io avevo una sorta di potere. Io non ho mai fatto un gioco di sguardi e a me nessuno mi ha mai guardato, vabbè che probabilmente sono brutto in culo, però dai, una no, persona normale, è vai, vero. senti, io vai là, gioco di sguardi, ma cosa sei? Neanche nei film. Raramente, però può succedere. Raramente, noi andiamo nel sicuro, c'è giochi di Raramente sguardi. non è può succedere. Guarda che a me, Bah. no, guarda che a me una volta una tipo mi ha guardato. Lo sai quando le tipe mi guardano di solito? Posso dirti Eh, che secondo me a qualcuno a casa è capitato, magari pensi che ti stia guardando, in realtà sta salutando quello dietro di te può essere, sì, e tipo. quindi Gli fai così, stai guardando. sei Magari sempre così, gli rubi figurati anche te. un sorriso. Chi è No, che fa sta roba a me qua? è successo che la guardo, lei mi guarda, io non la guardo più.
Dopo poco è venuto il suo amico a chiedermi con il suo telefono della tipa Vabbè, ma a qua siamo a livelli di a fantascienza. chiedermi il numero. Mi è successo Vabbè, ma quante volte? una. Vabbè, io sto stando al caso su 1000, io dico nella normalità. E nella normalità no, è tanto difficile che vengano loro, però se vuoi comunque che vengano loro devi interagire tu per prima e devi comportarti da stronzo, ok? Li fai vedere che non ti interessa, però in quel momento lei ti serviva un attimo, tipo, eh, tipo non lo so, siete in fila al bagno Ok, e hai il drink in mano, ci sta, mi piace sta qua, vai. ok? E lei tipo, magari con la gomma che mastica, che Ma fa, che chi sei che vai? che fa l'altezzosa, gli dici, Ma chi è che va con la gomma da masticare in discoteca o in qualche locale? Con la gomma da masticare? vabbè, ma ti per dire, non lo so, che sta facendo la fissa, ok? Gli dici, scusami, me lo tieni un attimo? Lei ti prende il drink, tu ti fai la tua pisciatina tranquilla, intanto lei non sa dove mettere il drink, capito? Esci, grazie, e vai via. Questa qua è bella. Sì. E posso dirti un altro aneddoto? Voi Può essere che sei tanto stronzo ti butta via il drink. No, secondo me ti dice direttamente di no. Cosa? Se non lo vuole ti dice di no, secondo me. Se non vuoi... Cioè là, Beh, allora, due sono le cose, tre. O te lo butta via, o se lo beve, o se lo tiene, ti aspetta, te lo dà, ci rimane di merda. Ma è così? Perché? Come ci rimane di merda? Perché lei ti ha tenuto il drink mentre tu stai pisciando e poi esci e tu devi prendere il drink e andare via. Capito? Perché dopo lei dopo può pisciare, può fare le sue cose, però dentro la sua testa, capito, rimane sta cosa, come per dire, cazzo, non va bene che questo personaggio Però, si è scusa, comportato con me così. Allora, ti dico Io, due, io non faccio così di ti solito. dico due robe, però io la vedo un po' dura, strana, però. Scusa un attimo, metti che siete in 5 in fila perché i cessi di locali me ne sono belli pieni. Cioè, tu cosa fai? Da primo torni indietro alla quinta di là per dargli il drink, così tu pisci nel No, fattore terza. fra, se tocca a te, ok, magari lei sta aspettando i tuoi amici, si è liberato il bagno per te e dici, scusa, me lo tieni un attimo. Ma una che non sta andando in bagno, probabilmente, una che è là. Se fatalità è quella che ti piace. Cioè, Ok. bisogna che si incrocino Ti do la tante dritta cose. io a sto punto, perché Bisogna che si incrocino tante metti cose. che mi viene insegnato un altro mio amico che spererò di intervistare un giorno. Lui mi ha detto, quando tu vai al mare, ad esempio, ok, che può essere una roba che puoi usare anche simile a questa qua del drink dei bagni. Ok. Allora, cos'è che fai? Tu vai che ne so, vuoi andare in bagno, vedi la tipa che ti piace in spiaggia, le dici, ascolta, ti lascio il telefono e il portafoglio, vado a farmi il bagno, così lo do a te, hai capito? E sta al sicuro, tra virgolette, vado a farmi il mio bagno e torno. Ok. E tu vedi, la ringrazi che hai il portafoglio, il telefono là e puoi decidere appunto o fare come te di tornare al tuo posto, tra virgolette, al tuo ombrellone, chiamalo come vuoi, e stai là e via. Oppure puoi aspettare un po' e dopo un po' riandare là e gli fai, guarda, io sto andando in bar, visto che mi hai tenuto il portafoglio e il telefono, Ti ti offro una va, roba. hai capito? Stessa roba può essere col drink che sei in bagno, no? Dici, guarda, grazie che me l'hai tenuto, ti va se te ne offro uno io. Ok, lì sei gentile, cioè lì Però là- ricambi una gentilezza. Esatto, però è anche un modo per dirti, ok, ti tengo impegnata almeno quei 2 minuti che stiamo là in coda a prenderci da bere. Esatto, E poi avere modo anche. di parlare. Certo, sì. Che chicca che gli stiamo dando. Così ci sta. Comunque Così sta- forse così è già più tranquillo, più... No, però ho dato qualche chicca, sì, dai. a manetta, a manetta. Cioè l'approccio mio è tipo un po' da tipo che se la tira, capito? Un po' Sì, da sì, stronzetto, ci sta. un po' da maranza forse. Ok. Però a me, cioè, maranza, se sei un maranza che mi stai ascoltando, tra un anno o due ti guarderai e dirai ma che cazzo facevo 2 anni fa, però beh, insomma, poi dipende che tipo di maranza, se è soltanto lo stile e tutto quanto, ok, però se fai casino per le strade senza rispettare le persone, Ci sta. arriva il giorno che le pigli forte oppure ti mettono dentro. Vabbè, volevo fare questo discorso perché ne sta succedendo un sacco ultimamente, no? Cosa che non va. No, ci sono Devi- ci no, sono tante tranquillo. persone che magari non sono neanche per forza maranza, sono che fanno cose Ok. scippe,
Ma dove? Siamo mica a Milano, siamo in mezzo ai campi. Che sporo. Ascoltami, vuoi raccontare qualche situazione divertente a qualche festa che abbiamo fatto? Che Sì. ti viene in mente? Lo voglio raccontare, però devo Io ne voglio raccontare due cose che mi hanno sconsigliato di raccontare. Anch'io ho paura di raccontare un po' di cose, però se vuoi cominciare tu, vai. No, ma io robe a livello Ti organizzativo. do il testimone. Sì, avevo un'altra tipa ancora, in un disagio che stavo facendo il vocalist. La tipa era molto gelosa e una ragazza è venuta da me e si è messa tipo con la testa dentro la maglietta. Ma solo a Tistera lo vuoi accanto. Cioè, stavo facendo il vocalist e questa qua mette la testa dentro la mia maglietta e c'è la tipa che mi sta facendo il video, capito? E tipo ballava così dentro, così io non capivo. E così, vabbè, morta lì, non è che sia successo chissà cosa, però fa strano, fa ridere. Boh. No, ma su tutti quanti c'aveva fuori che mi incredibile. Anzi, c'è la classica frase, se l'hai chiavata a mezzo mondo, noi eravamo sempre dall'altra metà, era quello il mio mood, incredibile. Come cazzo ero? Ma tanti mi raccontavano che... Poi, aspetta, tu c'eri al trick or Ma io non drink? ma io, cioè, vabbè, sì, C'eri al trick or drink? non ho fatto cose Voglio descrivere questo giochino qua. drink or drink, no. Quella è stata la festa con fatto più gente, eravamo oltre i 500 e siamo al mattone con i suoi staff, il suo Noale, Era il il giorno dopo. saluto, no? Era il giorno dopo. C'è un fiore di Noale. Era un Halloween comunque, Ma era 2017, era prima del Disasment comunque. Non c'ero. No, vabbè, comunque avevamo fatto questo gioco, che l'ha inventato Molin. Oh, Molino vuole venire a farsi intervistare, chissà porcate che a raccontare da quello là. Boia. Maledetto, vabbè. Comunque facevamo un gioco che si chiamava Lemon Party. Sai come funziona? No. Praticamente avevamo due scatole, avevamo 200 bigliettini rosa Ok. e 200 bigliettini blu. Cioè Ok. ogni foglietto aveva un numero, Ok. dall'1 al 200 sia blu che l'1 al 200 di rosa, ok? Avevamo queste due scatole qua. Ogni volta che uno andava a prendersi lo sciottino al banco shot di Molì, se era una donna poteva pescare se voleva un foglietto, un bigliettino da questa scatola e se lo poteva attaccare qua, ok? Stessa roba l'uomo, uno e una ipoteticamente poteva attaccarsi quanti bigliettini voleva. Ok. Di qualsiasi colore. No, le donne sempre rosa Ok. e i maschi sempre blu. Cosa succedeva? Che se tu ad esempio avevi il 42 e trovavi la tipa che aveva il 42, se tu andavi al banco shot e ti limonavi con lei, entrambi vi avevate uno shot omaggio. Era un troiaio, boiacà. Tutti avevano fatto qualcosa. Assurdo. Era veramente un troiaio, è finita proprio una roba assurda quella No, volta non là. credo così. Esatto. Però è incredibile. E pensa che da quanto si poteva fare, io avevo la X, Perché? perché la X poteva X cavarsi Lab. chiunque. Ah, sì. Ho messo la X e comunque non ho fatto niente. No, il No. bro dello staff. vabbè. Incredibile, neanche con quel potere là. Vabbè, e c'era proprio gente che era bigliettini. Ma secondo me perché non volevi? Perché No, vabbè, per carità, però insomma... eri anche un po' intimorito da... No, avevo anche altro per la testa, però per farti capire che comunque faceva piacere che c'era gente che andava a segno. Bello questo. Mi viene soltanto perché io non sono una persona cattiva, non faccio risse. Guarda, io su questa sicurezza. Non mi, perché adesso facciamo domati voi accanto, papà che... guarda che faccio Muay Thai da un po', Ah, sì? picchio forte. È Muay per quello, Thai. forse è per quello che le schivo, perché... E la gente quando vede che mi inalbero, la gente che mi conosce mi tiene. Ah, se vuoi ti racconto questa. Vai. Volevo raccontare di un'altra tipa che mi sono fatto, però... Vabbè, la tieni lasciamo come stare. terza, conta sta cosa dopo conti ladra. Allora, praticamente... Sarà tutto un taglio sta puntata comunque. Sì. So. Praticamente cosa è successo? No, lasciala andare. È successo Sì, che... sì, Ma sì. sì, lasciala andare. Vai, continua. Praticamente è successo che io avevo un compleanno... No, una festa laurea, non mi ricordo, della ex di un mio amico. E questo mio amico qua, vabbè, gli posso dire nomi. Vai. Ma Elia si chiama, Elia. Elia che ha anche un fratello più piccolo, che c'era anche suo fratello più piccolo in questa festa. Era una villa, ok, con piscina. Ok. E io mi sono presentato con l'amica, che
tutti conoscono ovviamente, perché comunque cioè, io non è che ho avuto una tipa al giorno, cioè tipo questa qua che era la mia amica tipa, chiamiamola come volete, era storica, cioè ce l'avevo da un po', la conoscevano tutti, bravissimo. Ma fino alla foto dove è simpatico. Fra, è successo che a una certa o da una parte o dall'altra. Ah, che piace, insomma. Cioè, nel senso, uno o l'altra vuoi fare una roba in più? No, cioè o si continua assieme e si solidifica oppure non si fa più niente. Beh, sì, è simile a quello che ti ho detto io, insomma. O si scoppia o non si accoppia. O si scopa, o si scoppa o si scoppia. Vabbè, quella roba là. E praticamente che se stai guardando questo video ti saluto, ciao, ti voglio bene. Spero che tu stia bene. Bocche tette. Vai. Ma non era tettona. Non so, mica tette, manetta. Non era tettona, però a me piacevano le tette piccole. Ah. A me piacevano le sue tettine. Dai, dimmi sta vita. E praticamente cosa è successo? Che io mi presento con lei, sono tranquillo, sono chillato, sono tutto quanto bello, avevo una camicia carina, tranquilla, pantaloni in lino bianco Sbolami. e il mocassino. Hai sempre avuto un bel dress comunque te in generale. Grazie. Sì, molto stile. Mi piace vestirmi bene, ma io cioè non è che tipo Dolce e Gabbana, capito? No, ma è il tuo stile comunque. Mi piace matchare le robe che stanno bene insieme. Comunque, e cosa è successo? Che questo è super vintage comunque. Cosa sta storia che smuove i fiori che sono la Fumo, io ho anche il sigaro, ok? Sì. Il sigaro buonissimo del... Ma sei sempre qui, ho tirato tutte le foto con questo sigaro, sei sempre qui. Ma cosa? All'Anice, madonna, era buonissimo. Vabbè, facciamo sta festicciola, cose storie. E io sono... Come ti ho interrotto un sacco di volte, adesso ti interrompo ancora io. Perché che se Mirzino, come fa sempre vedere, che se sti fiori che pesca se mega carpe, no? Che sembra sta foto con sto mega pesce. E poi sembra che il pesce da che ci pesca sempre. Dai, poi li butta dentro. Ma siccome il sigaro tuo, no? Ti fa foto, boh, ti metti via. Ma no, ma quante foto mi hai visto con Una. il sigaro? Ma neanche. Vabbè. Ma neanche. Sì, forse ho una foto. È una che è dappertutto. Non è vero. Come no? No, una sigaretta. No, non è un sigaro quello. No, la uso come fotoprofilo che me l'hanno fatta al gossip. Che là, Vabbè. sì. No, mi dicono sempre che su quella foto sembro vabbè. Cosa dici fai in sta Un vita attore con sta Hollywood. tipa? C'è sta festa, tutti quanti tranquilli, io bevo, mi fumo il sigaro, però rimango vestito perché con i pantaloni in lino comunque leggeri, lunghi, vabbè. Sono in bordo piscina che mi diverto con il fratello di questo mio amico, che è il moroso della festeggiata. E praticamente, cominciamo un po' così a tironarci, ok? Ma ci spingiamo, ma lui capisce che cioè io con lui ho sempre giocato così usando il fisico. A una certa arriva una pallina alta così, ok? Che parte, conosceva lui, ma non conosceva me. Parte e siamo a bordo piscina e lo spinge, ok? Con tutta la forza che aveva preso anche la rincorsa, sto bastardo infame. E il bro, ovviamente, cadendo dalla piscina, si è aggrappato a me istintivamente. Sì. Io sono andato giù con lui, avevo il drink anche in mano. Io sono andato giù con lui sotto il bordo c'era il bocchetto, c'era la bocchetta per l'acqua del filtro, ok? Ho messo il piede dentro, ho perso 2 unghie del piede perché tipo si sono incastrate non so dove. Ho perso 2 unghie del piede e ho rotto le ginocchia, ho bucato il pantalone di lino e vabbè, non sono andato neanche giù del tutto, non so come sono riuscito a tornare su, sono venuto sotto incazzato, ho detto chi cazzo è stato? Perché poi lui è andato via subito, cioè boom, spinto, è andato via. No, non ho capito chi era. Lo guardo, tiro su il suo amico e gli faccio dimmi chi cazzo è stato, tu l'hai visto, dimmi chi cazzo è stato. Mi è andata via la sbronza in 2 secondi. E allora tutto quanto bagnato, rotto, tra l'altro. dal ginocchio scendeva questa cascata rossa sui pantaloni bianchi, dai pantaloni bianchi. E io ero incazzato come una belva, vestito bene, tutto quanto succede sta cosa, è uno che scappa così, ho detto che... E allora salta fuori chi è stato, però tipo gente che mi tiene e gente che non lo tiene, gente che mi tiene, gente che... a una certa decido, ma... cioè, perché...
decido di andare via, prendo la mia amica e faccio, "Guarda, scusami, l'ho presa e siamo usciti, mi sono calmato perché è successo un putiferio, mi sono calmato e sono montato in macchina e dovevamo andare a casa sua, lei aveva casa libera e dovevamo... Fra, ho comunque avuto una bella performance lo stesso, anche se ero senza due unghie del Che piede, sboromi. anche perché era un po'... Vabbè, e lei comunque, lei mi è piaciuta perché mi ha tranquillizzato, a una certa... Vabbè. E praticamente cosa è successo? Che il bro, insieme all'amichetto, mi ha aspettato, io sono andato fuori dalla villa, sono andato in parcheggio e poi dovevo con la macchina uscire dal cancello grande, ciao, grazie, arrivederci. Il figlio di Troia si è messo vicino al cancello ad aspettarmi con l'amico così, Dio, che se non avevo lei scendevo, mi divertivo, usavo come dei sacchi da punch, mi divertivo Ma il tuo tantissimo. amico invece non si è fatto niente, solo te ti sei incastrato là. Il suo amico, cioè sì, il mio amico è caduto dritto, tranquillo, io con uno che mi tira, con la voglia di rimanere su, capito? Il piede è scivolato e fatalità là c'era la bocchetta, ho messo il piede dentro la bocchetta. Sì, 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 Non sì. so come chiamarla, quel Sì, filtro sì, sì, lì sì, 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 dove sì. l'acqua va giù per... ed era sotto perché non era tipo quei bordi dove l'acqua esce e va giù. Sì, sì, Era sì, quel sì. bordo rialzato e l'acqua usciva proprio... Sboromi. E io tipo mi sono lavato fino a qua, credo, non lo so. Sono caduto tipo col culo e tipo seduto così. Mi è venuto in mente tanta roba questa storia qua, ma tu avevi il portafoglio in tasca, il telefono in tasca, con l'acqua dentro, No, cioè era ancora io il telefono. no, fatalità non avevo, per fortuna, perché sennò mi incazzavo il doppio, non avevo niente in tasca. Avevo soltanto un sigaro e il drink. E era tutto quanto, perché a me piace star mollo. Quando sono in festa metto le robe al sicuro da una parte e mi muovo, sono molto volatile io nelle feste, cioè. Proprio. Mi viene in mente perché una volta, no, siamo andati in spiaggia col Monti, no, e lui aveva paura che gli facevamo gli scherzi col telefono qua e là, Ah. a una certa è andato a farsi il bagno Mm. col telefono in tasca, Ai. con l'acqua salata, no? E dopo un po' viene su, ma non funziona tanto bene il telefono, come mai? Non lo so. Come mai? Il Monti. Per far peso, cioè per far meglio che ha fatto merda. Vabbè, dai. E poi dopo ha messo su i risi. Ah, sì, stava di moda che eravamo a mettersi i risi. La che aveva tanti i risi, che vuoi a Cina, erano i risi, poi accanto. Vabbè, dai. La Cina. Così. Me ne sono successe e lì mi sono arrabbiato, quel giorno lì mi sono arrabbiato con un mio amico perché mi teneva e non voleva, e sembrava, cioè, stavo per far rissa con un mio amico, ma mi teneva perché mi ha visto menare e non voleva che lo Sì, sì, ammazzassi sì, sì, ho praticamente. Io capito. ho paura io stesso di ammazzare qualcuno, ma non sto dicendo, cioè, non voglio fare il... Jackie Chan della situa. No, perché sì, tipo, conosco tante persone che se veramente mi vogliono ammazzare io non ce la faccio, mi steccano perché mi sono allenato con un po' di persone che sanno menare forte. Però, tipo, secondo me, se vuoi fare il fisso da strada, che bastoni, che picchi forte, boh, a meno che tu non abbia un coltello, una pistola o quello, la vera tecnica, la memoria muscolare di uno che ha la tecnica fatta bene, in 2 secondi ti picchia perché la gente di strada per tirarti un pugno deve caricare il pugno da dietro così, capito? E ora che ti arriva tu fai tempo a bere 2 caffè. La Proprio. gente che mena le mani per strada è scordinata, non sa neanche cosa sta facendo. La gente Mi che... sembra interessato imparare a fare ste robe qua anche per difesa, però non ho mai approfondito. Beh, Te lo vai, giuro. è bello. Impari la tecnica giusta, Sì, 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 impari, sì. è una disciplina che ci Però sta. appunto trovi uno per strada che vuole menarti, cioè alla fine perché Ma dici che ci sono dei bias e che tipo uno si muove sempre uguale che riesce a difenderti giustamente. sì, sì. Sì, sì, beh, per esempio al punch ball, Eh, tu vedi la gente come mena. Come ti ho carica il detto, pugno così e va avanti. esatto, io faccio gli stessi punti da fermo. Cioè io sono fermo, ho il punch ball davanti, il mio pugno parte da qua, non Quindi parte da è dietro. una tecnica tua. Parte da qua e spinge bene, vado Magari diretto anche come sul... metti il piede.
Non so come ti metti tu in Sì, posizione. sicuramente la forza parte dalla spinta delle gambe Sì, 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 e sì. tutto il busto, perché una persona che parte, come ti ho detto io, così, che ti lancia, tu senti la forza centrifuga del braccio che arriva. Uno che ha la tecnica ti butta addosso tutto il peso. Cioè, se è veloce e bravo con la tecnica giusta, se pesa 70 kg, ti arrivano 70 kg in, Addosso. ora, in non so quanta velocità, capito? Sì, 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 ho Invece la capito. forza centrifuga di un braccio così che... Ho capito. La tecnica è figa, vai, prova, ci sta. Vabbè. E hai altre perle? Anche perché più fai questa cosa qua, più hai consapevolezza di te stesso e più ti passa la voglia di fare cacate per strada. Cioè diventi molto più disciplinato e Ci non... sta. Infatti, riprende, cioè, se volete fare casini in strada, tutto quanto, iscrivetevi, fate una disciplina e capite veramente tante cose di voi stessi e se veramente ha senso continuare a fare una vita per strada del cazzo, oppure... Quindi sei proprio sfigato te comunque, sei avuto un sacco di rogne, un sacco di incidenti assurdi. Tra quella volta Se... là con i Sindo che sei andato, allora, i Sindo, come hai si chiama, fatto record Dennis? di sbarre, di incidenti, di rogne, cioè di Ma me ne sono sfighe. successe un sacco, cioè, proprio, adesso spero che sia passata questa nube grigio sopra la mia testa. Esatto. E praticamente, beh, quella volta lì ho beccato come si chiama, Dennis, Sì. l'ho beccato in ospedale, Tu li sai distinguere Dennis e Gianni? sì, Anch'io dai, dopo sì, tanti sì, anni. sì, 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 sì. Difatti, scusa se interrompo, a volte dicevo, magari facevo finta di essere ubriaco per dire ho visto Gianni, ma se Gianni sono io. Scusa Dennis, perché non lo sapevo distinguerli, sono uguali. Statico volevo fare ubriaco. Sì, perché a volte fa, ma sono mi Gianni che sei ubriaco? Sì, 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 sono beh, no, ubriaco. perché sono tanto uguali. Però adesso Sì, sì. sono di vederli riesco a capire. Forse anche il modo di tenere il ciuffo, perché uno lo tiene più... Adesso è tanto che non li vedo, Sì, ma però se li vedi una volta, 2 volte all'anno, per è esempio, difficile, sì. che era quello là, le No, mie... beh, sono spaccicati, cioè se li rasi sono uguali. Diviso Se sì, togli diviso sì. via... Sì, Forse un po' più magretto Dennis, ma sì, 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 è vero. Vabbè, l'ho beccato in ospedale che praticamente lui aveva un problema alla spalla e io ho appena fatto un incidente stradale. Sì, mi dovevo operare il polso perché ho fratturato il polso e avevo fratturato 2 vertebre. Quindi avevo il busto anche. Mi ricordo che doveva passare... Con Dennis ho riso troppo. Io se non c'era Dennis la vivevo male in ospedale quella volta lì, perché avevamo 2 anziani davanti, era una stanza con 4 letti, due anziani davanti, io e Dennis ce l'avevo in parte e Dennis l'ho riconosciuto perché non- io dormivo, lui è arrivato, l'ho riconosciuto perché stava bestemmiando, che stava giocando in un gioco, con un gioco al telefono tipo Crash o qualcosa, vabbè. Non so che gioco, io non gioco con... E lui stava giocando online e tipo sentivi... Dio, stia sta roba, capito? Sto coglione, dai spara, che dai spostati, tutto così, capito? Allora tipo lo guarda e fa, oh bro, ma sei tu, ciao, come stai, capito? Abbiamo parlato. Poi una certa mi ricordo che una, come si chiama? Un'infermiera, operaio. operaia dell'ospedale Ci sta. è venuta, rumena, anche carina, è venuta a farmi la depilazione Mm. perché dopo dovevo operarmi e tutto quanto. E mi ha detto, facciamo anche il bidet, ti serve che ti do una mano a fare il bidet? Cosa ha risposto? Cosa può aver risposto Boba? Indovina cosa ha risposto? No. Bravo. Gli ho detto di no e Dennis mi ha fatto proprio col don, poi fate fare un video da questo. Vabbè, insomma, effettivamente potevo farmi... Vabbè, chissà che esperienza sarebbe stata, ma io tipo... Prima che scusate, su una batteria. Io quando succede che sto male, capito, devo avere quella forza di dire ce la devo fare da solo, capito? Io purtroppo sono fatto così. Anche perché avevo scoperto di avere la rogna del neurinoma, che è il tumore attorno allo polmone dell'udito. Che ti tocchi? Perché mi medesimo sta roba qua fa... E in quel periodo lì prima avevo scoperto di avere questo problema alla testa, poi dopo ho fatto l'incidente, quindi l'operazione è slittata dopo 2 anni perché avevo
da recuperare, non posso andare a farmi aprire la testa con il busto Giusto? e il gesso. Sì, Che poi io venivo ai Disagioland con il gesso, io non lo sapevo. Mi hai Io- detto che avevi sto busto. 2 anni macinato e comunque facevo le feste, comunque facevo vocalist per farvi divertire a voi giovani. Perché io Pensa a te. e avevo praticamente, venivo alle feste con qualcosa di grosso addosso così non si vedeva il busto e attorno al gesso ci mettevo una bandana che faceva stile perché avevo, vabbè. E poi ho fatto, dopo quando è passato tutto, ho fatto l'operazione alla testa che lì è stato un calvario che non ti dico. Mamma mia. E sono passati 7 mesi, 7-8 mesi da quando l'ho fatta. Prova da matto. Adesso se mi tocco ho un po' di fastidio. Ah, Perché perché se io mi tocco sento le formiche. ah. Ragazzi, perché Il come il vero. film Non dell'orrore. so se si vede la cicatrice. Sì, si vede, sì, difatti ho chiesto subito, ma perché fatalità è venuto Dennis settimana scorsa con Gianni, anche lui era sbregato, distrutto anche lui, che è caduto in moto. E pensavo che ti eri rotto con lui, perché eravate già andati insieme, vedo qui si spacca insieme. Cioè, ragazzi, roba da 25 matti. punti. Mamma mia, 25 punti. No, sì, è successo un incidente e un'operazione dovuta da un tumore. Mamma mia. Benigno, grazie al cielo. E grazie al cielo siamo in un'epoca dove, e siamo in un posto dove, in una zona dove la sanità. Oddio, l'USL, posso dirti, l'USL, quello di sotto Venezia, non mi piace. Non mi piace per niente. E non voglio dire perché sennò mi escono troppe cattiverie. Infatti, vabbè. Sono stato fortunato a essere stato operato all'USL al polso perché avevano appena cambiato la primaria ed era in gamba. Ho sempre avuto nella sfortuna la fortuna. E l'operazione alla testa l'ho fatta a Rozzano, all'Humanitas, che saluto, vabbè, sono grandi, ho preso fiducia da loro, l'operazione è andata bene, e non posso avere al 100% l'udito, però sto bene, mi sto allenando, ho ripreso a fare. Devo fare una vita tranquilla, però. Ci Per sta. esempio, se io torno in fabbrica a lavorare con tutti i suoni che ci sono, vado via di testa. Cioè divento matto, Ma divento. quindi adesso cos'è che fai? Sei tranquillo adesso? Adesso faccio trading. Ah, sì, sempre quello là, ma questa qua è un'altra storia. Trading a rotta di Guarda, collo. se poi vieni anche del giorno, scusa, fai questa intervista, me lo tocca fare da sera per forza, non puoi venire. Perché? Tu quando è che lavori, scusa? Lavori quando vuoi? No, se vuoi posso venire di giorno, sì. Cazzo. Però devo vedere il calendario economico. Il Ti faccio calendario sapere. economico. A seconda di come gira il mercato, io ti faccio sapere se sono libero o no. Sboro, mi pensavo fosse libero da sera e basta. E poi è l'unica sera libera che ho questa settimana. Vabbè, dai, questa è un'altra storia. Cazzo, scusa. No, tranquillo, Vabbè, però se la sapevo- prossima la facciamo con i Sindo. 2 settimane che e la settimana qui a dopo, quella dopo ancora lavoro sempre di sera, ci si poteva farlo da giorno. Vabbè, dai, tranquillo. Comunque, io direi di fermarci qui, anche perché era solo Cherogni, insomma. Le due storie là che non volevo raccontare, anzi che mi hanno consigliato di non raccontare perché fanno schifo, meglio che non le abbiamo dette. Così ci vediamo ad una prossima puntata qui con Vuoba. See you later. See you later. See you later.